Lisa. Allora, no, Massimo. Va bene. Sergio, possiamo togliere la musica così iniziamo? Ci è rimasta in testa. Va bene. Bene, ci siamo. Buonasera a tutte le persone presenti. Questa è la prima serata del Contemporary 2023, Festival di arte e avanguardia, utopie e rivoluzioni. Questi sono i temi che quest'anno la comunità delle artiste e degli artisti del festival ha scelto. Benvenute e soprattutto bentornate. Oggi è una serata speciale perché è il 10° anniversario di un festival che fin dalle prime edizioni si è caratterizzato per una radicale originalità, per una notevole funzione sociale legata al mondo, al nostro mondo, a questo territorio, alle persone che lo abitano. Quindi davvero farei un applauso ai nostri amici e alle nostre amiche di Donori, Silvia Schivu, i fratelli Marti, Roberto Follesa e tutti gli amici che ci hanno sostenuto nell'organizzazione di questa edizione. Il significato del contemporaneo è difficile da spiegare in poche parole, perché viviamo tempi oscuri, ce ne siamo accorti tutti. Lo scriveva anche un filosofo scomparso di recente che si chiamava Mario Tronti. Tempi oscuri che sono anche tempi artificialmente illuminati che nascondono la luce dei lampioni. E la notte è qui, scriveva Tronti, la notte è qui anche di giorno, solo che non si vede, perché i lumi del mondo moderno e postmoderno, il più avanzato che ci sia mai stato per l'umanità, sono accecanti. E allora è questo il nostro lavoro, se lo vogliamo spiegare con poche parole. Vogliamo accendere questi lumi, e questo è il lavoro artistico, il lavoro dei linguaggi artistici del contemporaneo, a partire dalle residenze artistiche che sono state fatte in tutti questi anni, residenze che non hanno mai privilegiato la realizzazione dell'opera oggetto rispetto al linguaggio artistico, oggetto freddo, più o meno piacevole, gradevole, ma inanimato, da installare, da contemplare appeso a un muro in maniera verticale e oserei dire a volte anche coloniale da parte dell'artista che arriva da fuori, dall'alto della sua esperienza, a qualcosa da insegnare agli altri, all'altro da sé. No, noi questo non l'abbiamo fatto mai. La residenza artistica di Donori è, l'avete visto, è prima di tutto relazione, è relazione orizzontale e paritaria con il territorio, è relazione con le persone che lo abitano, con la cultura che viene espressa. E la residenza artistica è certamente sperimentazione, ricerca, innovazione, ma queste parole vengono svuotate di senso e di ragione. Senza la condivisione, senza l'ascolto, senza il confronto, senza l'interazione. È per questo che vogliamo ringraziare anche le artiste e gli artisti presenti oggi e provenienti da diverse latitudini dell'Italia e dell'Europa, perché la sfida più difficile che hanno avuto di fronte è capire il mondo in cui vivono, e l'hanno fatto qui da Donori. Già questa è una piccola rivoluzione. Per capire il mondo in cui vivi non basta osservarlo dall'esterno, ma ne devi fare parte, devi far parte dei processi di questo mondo. Devi rifiutare il potere che ti impone il confine,
che ti impone il privilegio, che ti impone l'ingiustizia, la disuguaglianza in tutte le dimensioni della società, che tu sia disoccupata, precaria, insegnante, un'operaia, un artista. Le tue mani sono strumenti di cambiamento e sono strumenti di trasformazione sociale, e loro ci sono riusciti. Panayotis Andreu, Satia Forte, Gianmaria Marcaccini, Davide Mariani, Miriam Montani, Fabrizio Segaricci, Tecla Vali, insieme ai documentaristi Camilla Deida e Marlon Sartori, a cui farei a tutti loro un applauso. Grazie. Grazie. Dal 10 agosto qui sono riusciti in pochi giorni a esprimere linguaggi artistici di liberazione e di emancipazione, che hanno radici nell'esistenza umana, che hanno radici nella necessità di restare umani di fronte all'orrore di un mondo sempre più contaminato dalla violenza e dall'odio e dalla mercificazione della vita umana. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra condivisione anche quest'anno, anche all'interno di questo 10° anno. Grazie. Lascio la parola a Maurizio Coccia, il direttore artistico del Contemporary. Allora, ricambio a mia volta i ringraziamenti che amplifico a tutti coloro che hanno partecipato e che fatalmente non compaiono sui documenti ufficiali della comunicazione, ma come ha esordito, secondo me, in maniera molto lucida Roberto Loddo, quando parliamo del Contemporary non parliamo di una mostra, non parliamo di un festival, ma parliamo di una comunità. Il che significa che, indipendentemente dai ruoli e dalle necessarie gerarchie per far funzionare questa macchina, esiste un rapporto di reciprocità senza il quale, ahimè, non si va da nessuna parte. Pertanto, questo non significa che ciò che esce dal Contemporary sia qualcosa di omologato, al contrario, è totalmente eclettico, e non starò a ripetere le parole che ha già speso in maniera, secondo me, molto precisa Roberto Loddo. Vorrei semplicemente fare appunto una brevissima carrellata su ciò che, almeno per quanto riguarda la parte artistica, visiva, potrete trovare già da oggi e per i 3 giorni del festival, perché come ha anticipato appunto Roberto Loddo, artisti che non portandosi dai propri studi, dai propri atelier, un'opera preparata in maniera astratta, lontana dalla realtà che li accoglie, si devono confrontare con una serie molto cospicua di difficoltà, di limitazioni, difficoltà ambientali, climatiche, relazionali, e che comunque già in questo, nella loro risposta esistenziale immediata, costituiscono il primo passo verso l'opera d'arte. Avremo comunque la possibilità di vedere realizzazioni che sono nate da un quotidiano confronto, spesso conflittuale ma produttivo, con il territorio, con la cultura che esprime, e abbiamo cercato, e non era un compito imposto, ma è venuto spontaneo, abbiamo cercato di muoverci secondo alcune semplici coordinate. Una è quella del rispetto, l'altra è quella dell'innovazione, perché è un festival sperimentale, e l'altra è quella dell'interazione. Perciò da Panayotis Andreu, che ha realizzato un infopoint turistico, visto che attualmente sembra non efficientissimo per tutta una serie di motivi
assolutamente comprensibili. E quindi in maniera colorata, in modo totalmente altero rispetto a un pensiero mainstream, troverete l'installazione proprio vicino lateralmente al comune. Poi Satya Forte, che invece si è interessata ad alcuni aspetti che riguardano la cultura agricola del territorio, la vigna, i prodotti come lo zolfo, e ha rappresentato una performance e con una installazione che troverete alla ludoteca anche un cambiamento personale, un modo per trovare una relazione con un contesto che all'inizio poteva anche non essere esattamente accogliente. Io penso di rispettare l'ordine alfabetico, ma come è stato detto, se sbaglio mi correggerete. Dopo Satya Forte penso che potremo parlare di Gianmaria Marcaccini, che si rivolge all'intelligenza artificiale e però mette l'intelligenza artificiale a contatto con la quotidianità del paese. Quindi troverete dei fogli affissi qui nel centro dove in maniera provocatoria interroga l'intelligenza artificiale proprio sui rischi dell'intelligenza artificiale. E quindi potete seguire l'itinerario e anche questa contorsione digitale nei testi di Gianmaria Marcaccini, sparsi nella zona circostante il bar e la piazza, e poi nella ex pizzeria ci sarà anche un booklet con delle spiegazioni più dettagliate. Miriam Montani ha pensato di tradurre in maniera non convenzionale il dibattito sulla presenza delle basi militari in Sardegna, partendo dal concetto di lacrime senza dolore, quindi utilizzando delle cipolle, delle gigantesche cipolle, incidendo su di loro con una tecnica mutuata dal tattoo, delle piccole forme geometriche che in un qualche modo dovevano ricordare la presenza di queste basi. In più c'è stato anche un momento di canto in sardo, dove il coro era invisibile, si sentivano le voci e quindi era molto, molto suggestivo. E dunque, poi si tratta di parlare di, che ho dimenticato, Davide Mariani, che ha portato a termine un progetto iniziato 2 anni fa, una serie di camminate itinerari lungo le strade meno piacevoli e turisticamente attraenti della Sardegna, e gli oggetti, gli accessori che vi sono serviti per il viaggio li troverete nella vetrina di fianco al bar, e un video nel bar. Dunque, Maria Segaricci che ha rivolto un pensiero alla miniera come fonte di memoria e di sofferenza, anche se utile per l'economia locale, e ha trascinato per 8 giorni una pietra prelevata dalla miniera, e questo gli è servito come grimaldello per aprirsi a un dialogo con la cittadinanza, che chiaramente, incuriosita da questa strana figura, ha scoperto con gli occhi di un esterno in maniera innovativa la propria tradizione, senza chiaramente la presunzione di voler insegnare nulla a nessuno. Alla fine Tecla Vali da Helsinki, che inscenerà una performance musicale nello spazio dei concerti alla chiesetta di Sa Defensa, con questo personaggio che a metà strada farà un eroe dei fumetti e una citazione dalla storia dell'arte, dal dadaismo, dalle avanguardie storiche, che ci invita appunto, come sempre, a riflettere sulle nostre convenzioni. Spero di non aver dimenticato nessuno, di non avervi annoiato, ma anzi stimolato a girare per il paese per vedere queste cose. Non ruberei altro tempo, perché ci sono ancora ovviamente cose molto importanti di cui parlare, e do di nuovo il microfono a Roberto Rollo. Grazie a tutti. Grazie Maurizio. Roberto Follesa, l'ideatore del Festival Contemporary e concittadino di Donori.
di 10 anni lunghi, pieni di insidie, però sembra ieri, quando ho iniziato a proporre l'idea a Paolo, Pietro, Silvia, Sebastiano De Covello, dove abbiamo fatto la prima edizione del festival. Dopo 2 anni ho coinvolto Maurizio, le nostre visioni, sogni hanno iniziato a essere più concreti. Abbiamo avuto tantissimi artisti con cui abbiamo condiviso questo periodo. Il paese ne ha risentito e ogni volta non è rimasto impassibile questo coinvolgimento. Spero che anche quest'anno vada tutto bene. Niente, io vi ringrazio ancora, c'è un lungo programma fino a sabato, spero che sia di vostro gradimento. Ora sarei anche è arrivato il momento della lezione di Sergio Laterale. Però voi sei il nostro sindaco, vuole dirci qualcosa? Che bella presentazione. Hai detto che sono poche parole. Non c'è cosa migliore per passare il testimone all'altro che dire io ho finito, poco altro da aggiungere, quindi passo il microfono. Intanto benvenuti tutti quanti. Ringrazio tutti, veramente tutto l'ensemble, Roberto, Maurizio, Loddo e tutti gli artisti che vengono dalle parti più disparate d'Italia, dell'Europa, del mondo, pure lo allarghiamo, mi hanno detto che è un festival internazionale, quindi abbiamo certamente anche delle persone che vengono fuori dall'Europa. Contemporaneo è stato sempre per Donoli un'ansia per i sindaci. Scusate se dico questo, perché semplicemente, siccome non c'è un programma definito, gli artisti col passare delle giornate, quando loro familiarizzano con i donoresi e poi improvvisano le loro opere, le loro installazioni. Quindi siamo sempre attenti per non offendere la sensibilità altrui, ma nello stesso tempo determinati ad avere un festival di questo genere, perché apre una visione immensa sull'orizzonte. E quindi da un piccolo paese che tutti definiscono una vita morta, poi vengono fuori questi fiori che possiamo definire di eccellenza, fiori che esprimono l'arte nelle diverse maniere. Non sempre la cultura è fatta di arte classica, ci sono altre modalità e altre visioni del mondo. Quindi per noi è sempre un piacere scoprire e abbiamo sempre tanto da imparare, questo è fondamentale. Io ringrazio soprattutto l'associazione di Donoli, Prebus, con il presidente Roberto. Un saluto particolare voglio fare a Silvia, c'è Silvia poi, Silvia, sei distratta. Perché ogni tanto ci scontriamo su punti di vista, ma abbiamo punti di vista diversi, ma tutti nella stessa direzione. Comunque, un applauso particolare lo chiedo per Giulia, che è una persona che si è data da fare tantissimo. E quindi Silvia, lo sa, è una persona che non si risparmia. Quindi cerca di ottenere i suoi obiettivi nel miglior modo possibile a qualunque costo. E quindi la ringrazio anche per questo, anche se qualche volta mi fa perdere l'estate, ma amichevolmente, perché ben venga questo festival e vi sedete per il tempo, cercheremo di essere sempre più collaborativi. Grazie a tutti, io non vedo l'ora di capire quali sorprese ci saranno quest'anno e quindi speriamo che ce le spiegate più dettagliatamente adesso. Maurizio, lo spiegate adesso?
più nel dettaglio o ci resta da girare il paese No, a no. sorpresa? No, le opere sono quelle, però vederle di persona è un'altra cosa. Quindi l'invito a fine incontro sarà quello di girare per il paese e le troviamo direttamente nei vari nelle posti. mani, sì. Grazie. Mi è piaciuta una cosa molto bella dell'artista che non ha trovato nella locandina che parla di dolori, anche il tempo di rilassarsi. Edrem, no, nella panchina di Tonio, si è rilassato qui dopo tanto. E anche addormentato, dove è l'autore? C'era. Grazie a tutti, veramente buon lavoro e buon divertimento, perché il divertimento per noi senza dubbio lo sarà anche per voi. Grazie. Va bene. Allora, grazie a tutti e a tutti. Ora è arrivato il momento di presentare Sergio Racanati. La lecture che presenteremo stasera è un'attività di presentazione e di restituzione del suo ultimo progetto Debris Detriti, che si inserisce in una lunga serie di presentazioni dagli esiti della ricerca che l'artista ha svolto tra dicembre 2022 e marzo 2023 durante la residenza nella foresta amazzonica in Brasile. È un progetto realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council, un programma di promozione internazionale dell'arte italiana organizzato dal Ministero della Cultura. Sergio Racanati attualmente sta lavorando alla sua prossima mostra personale che si terrà nel 2024 e direi che è arrivato il momento di averlo qui tra noi. Quindi grazie a voi Sergio Racanati, noi ci spostiamo insieme a questo tavolo. Buonasera a tutte, a tutti e a tutto. Sono molto contento di essere stato invitato al Contemporary Festival e di essere ringrazio anche tutta la comunità del paese di Donori. Ringrazio il direttore e curatore Maurizio Coccia, Roberto Loddo, Roberto Fogliesi, perché per me Fogliesi nella mia testa, ma non si sa per quale motivo, le istituzioni politiche, amministrative e culturali che hanno reso possibile il festival, ma soprattutto la strepitosa accoglienza e la possibilità data dalla comunità di Donori, che appunto rende possibile il festival e il rigenerarsi delle buone energie e delle buone pratiche di trasmissione e tutela del patrimonio culturale di questo luogo. Ho il piacere di avere qui con noi tutti il responsabile dei musei etnografici, Efisio Carbone, nella possibilità appunto di intendere tutto questo processo
culturale e questa stratificazione che da 10 anni, come è stato appena detto, possa realmente elevarsi a nuovo patrimonio culturale ed etnografico, perché l'arte nella sua principale funzione è quella di raccontare lo sviluppo etnografico, quindi il segno lasciato dalle comunità all'interno dei territori e delle comunità. Questa sera sono stato invitato ad aprire il festival e sono molto contento di condividere con voi tutti questa lettura che è parte del mio ultimo progetto di ricerca, Detriti, che è nato tanti anni fa nel redigere il mio manifesto poetico e politico, perché ho scelto di vivere a sud, presentato per la prima volta al pubblico durante la residenza e mostra curata da Spazio Y, spazio indipendente con sede a Roma, a Palermo per il public program di Manifesta Nuova. Detriti ha come focus specifico il sud globale, un termine coniato e usato all'interno degli studi postcoloniali e transnazionali, e si riferisce all'insieme dei paesi in via di sviluppo nell'attuale geografia globale. Negli studi e ricerche, l'ascesa del Sud è importante per la sua natura inclusiva e la sua capacità di trascinare e connettere altri paesi, attivando reti di fraternità e sorellanza in uno spirito di collaborazione, condivisione, empatia e impegno. Quest'idea, a mio avviso, necessita dell'implementazione di attività spontanee rivolte tutte nella prospettiva di autogoverno per ottenere risultati migliori, vincenti e nuovi modelli di sostenibilità e di esistenza, non solo negli ambiti economici, finanziari, ma anche e soprattutto socio-culturali. Apriamo questo incontro con voi tutte, condividendo un importante testo che a mio avviso contiene una serie di quesiti interessanti per avvicinarci a questi 3 giorni di festival. Nel tempo del lavoro immateriale, secondo la definizione del filosofo Maurizio Lazzarato, non è possibile conservare una rigida divisione tra produzione intellettuale, azione politica e culturale. Nella produzione politica del visivo, i confini diventano sempre più labili e ciò che è deputato al contesto dell'arte è sempre più vicino ad altro. E questo altro, che non appartiene alla sfera dell'arte, diviene sempre di più esperienza a un modello estetico. L'interrogativo posto è se ancora oggi la mostra, il museo e gli spazi deputati all'arte sono il luogo destinato a questa esperienza e alla creazione di nuovi modelli estetici. Cosa ci spinge ad andare in questi luoghi? Quali sono le nostre aspettative, le nostre intenzioni, i nostri desideri? Siamo ancora sicuri che siano proprio questi i luoghi a poterne soddisfare le nostre ambizioni, desideri? O se esiste un altrove nel nostro quotidiano? Non c'è più l'aspirazione a impadronirsi dello Stato o dei suoi istituti come il museo, il partito, il luogo del lavoro e l'università, piuttosto un'attitudine a difendersi e a uscire fuori da esso. Questo è ciò che caratterizza la situazione attuale. In questo senso, la rappresentazione del dissenso contemporaneo si manifesta non solo e non tanto come critica teorica, ma come proposta attiva. La mia pratica si basa sullo scambio delle conoscenze e delle risorse, sulla partecipazione diretta e non mediata e sulla relazione tra le persone come possibili veicoli di cambiamento sociale. L'obiettivo è quello di andare nello spazio della vita e di innescare nuove possibilità di organizzazione sociale, economica, politica.
L'impegno è rivolto ad elaborare pratiche di liberazione della conoscenza e ad innescare sistemi altri della conoscenza. L'autoistituzione di strutture sociali diverse da quelle fondate su processi di valorizzazione capitalistica sono al centro delle nuove attività artistiche, con l'attivazione di comunità, strutture attorno ai nuclei alternativi di produzione del sapere e in generale dell'esistenza. Auto-organizzazione contro il capitale, l'autoformazione e autoproduzione possono divenire forme della lotta del lavoro cognitivo nel capitalismo contemporaneo. Se nel regime fordista, come dice il filosofo Paolo Virno, l'intelletto restava fuori dal ciclo produttivo, nel post-fordismo attuale, al contrario, lavoro e non lavoro sviluppano un'identità produttiva basata sull'esercizio di facoltà umane. Giuditta Revel, compagna di Toni Negri, ha affermato che il capitalismo contemporaneo opera un'equazione tra produzione e creazione, ovvero mette a valore l'ideazione di relazione, di affetti, di linguaggi e di cooperazione. Il capitale dipende esattamente da ciò che per antonomasia si trova nell'impossibilità di dominare, pur riuscendo largamente a governare, ovvero la produzione di soggettività, la capacità di sperimentazione e di invenzione propria dell'intelletto umano. La sua capacità di creare ontologia, di produrre e promuovere nuove forme di essere che potenzialmente sono sempre in grado di accedere al potere e di rovesciarne i rapporti di forza. L'azione sociale si è svincolata dalle forme tradizionali della rappresentazione e dell'agire collettivo. Mi interessa la mobilità operativa slegata e svincolata dagli spazi operativi consegnati dalla tradizione. Pratiche e saperi eterogenei possono trovare nuove sintesi in un ambiente in cui gli ambiti di significato sono e riemergono necessariamente aperti dalla necessità di legittimarsi e legittimare l'intero contesto di riferimento, mutati e in continuo divenire. Lo spazio pubblico, privato, la dimensione soggettiva collettiva diviene luogo del mutamento e della codifica di prospettive emancipatorie. Perché ho scelto di vivere a sud? Ho scelto di vivere a sud per le sue sfumature. Sono le leggi non scritte che regolano la vita di ogni giorno, quello che i forestieri, così come i miei nonni chiamavano le genti provenienti dal nord, durante le feste comandate o le vacanze estive, sembra caos. Per me è un ordine ben preciso, un'armonica costellazione del disagio. Il Sud ha bisogno di riconquistare uno spazio-tempo nella politica e cominciare ad alzare la voce. Ma cosa vuol dire veramente essere un artista emergente e vivere a Sud, in Italia, al di là dei luoghi comuni e delle vacanze estive? Credo fermamente di essere stato richiamato da forze energetiche al Sud. Il Nord è stato per me un luogo di passaggio, un momento di transizione dalla fase adolescenziale a quella della maturità. Il Nord è per me un luogo saturo di qualsiasi stimolo, informazione, evento. Il Nord è frenesia, fugacità. Ho ripreso il treno e sono tornato al Sud. Mi sono caricato di coraggio ed ho cambiato rotta. Mi sono riconquistato i miei ritmi, le mie meditazioni, le mie riflessioni. Questo è il Sud, con tutti i suoi disagi di infrastrutture traballanti che ti riempie di sconforto e poi ti dà la lotta di forzare ancora. Il Sud è una sorta di duello eterno tra te e l'esistente, tra te e il contingente.
Sono particolarmente interessato alle marginalità, ai territori liminali, alle periferie, ai sistemi di decentramento del capitale cognitivo, ed ecco che ho scelto di riposizionarmi a sud. Il sud è per me un ecosistema di possibilità di riscatto, di rivincita sullo sfruttamento del tempo-spazio e delle risorse umane. A sud puoi riappropriarti del tuo tempo, del tuo spazio esistenziale. I sud sono una traccia in continua evoluzione, una sinfonia incompiuta di strati di spostamento, una fantasia di modelli, una moltitudine di forme e una ricchezza di discrepanze. Il mio vivere a sud è una posizione aperta rispetto all'esistenza e non vuole essere una nuova possibile forma di de-ideologizzazione del sud, pur sempre rappresentato come forma subalterna ai nord. Il sud è uno spazio-tempo transitorio, indaga le differenze e le dipartite, porta con sé la dimensione dello spostamento e l'inesorabile mutazione e cambiamento. Il mio stare a sud vuole essere un modello militantistico della rappresentazione post-politica e post-ideologica intorno all'ecosistema sud. Mi ritengo più internazionale pur vivendo a sud. Il sud è un'ottima evasione dal tempo e dallo spazio, una gemma che offre esperienze ai limiti, a volte ai limiti della globalizzazione. Amo oltrepassare i limiti. A volte ai limiti della globalizzazione, sì, ai limiti. Ecco perché ho scelto di vivere a sud, pur viaggiando e vivendo in una dimensione senza fisso domicilio. Nelle mie ricerche ho sempre guardato a fondo il profondo sud, le profondità dei miei sud. Per me i sud sono il flusso di enigmi che si rinnovano continuamente all'interno di un interrogativo infinito sul senso di appartenenza. Nel mio peregrinare ho sempre avvertito una propensione a posizionarmi a sud. Torno spesso alle bellezze incontaminate o quasi dei miei sud. Non sono legato alla spettacolarizzazione del sud, la sua dimensione più rurale, le sonorità più dure, l'inceppo politico, la sua struggente deriva mi seducono. Nel mistero della sua sostanza aurea, il sud è l'apollineo e il dionisiaco, l'effusione d'ombra ed il barbaglio brulicante del sole, l'anelito ed un iperuranio e le mani nella terra, la dolcezza dei rami di pesco ed il perturbamento dell'allucinazione, l'evocazione di un'Arcadia primitiva e l'antropizzazione crudele dei corpi. Sono profondamente innamorato del sud, del dolore straziante delle processioni senza fine, delle parole ricoperte di pizzo nero, dei bagordi ad oltranza, per i preparativi dei banchetti iniziali, delle secolari pietre catastate come veri archivi dell'umanità. Il Sud è per me un bene comune, un archivio dell'umanità. L'ancora oggi per me è una culla dell'umanità, anche nella sua dimensione più tragica, nella sua dimensione di deriva. I Sud sono uno spazio-tempo in cui si raccolgono tutte le fibre della storia, da cui emerge una compagine, moltitudine infinita di oggetti, luoghi e attori sociali, in cui si scrive misteriosamente il calvario dell'umanità. I Sud sono un'acrobatica articolazione di momenti interstiziali in cui i processi, a volte spontanei, attivano o creano i cosiddetti terzi spazi. I Sud sono per me la rappresentazione di un sentire comune che genera nuovi segni di differenza culturale, volti alla creazione di luoghi di collaborazione fisici e metafisici in cui poter riflettere sull'altrove dei processi
post-globali e locali. Il Sud è il ritorno ad un corpo ancestrale, ai suoi miti, ancora emotivamente tribali, e tornare ad un corpo e ai suoi corpi militanti e non intaccati, non ancora brutalmente antropizzati. Il Sud è sessualità arcaica connaturata. Il Sud è reazionaria, ribellione alla metrosessuale meccanica degli incontri senza memoria. È un ragazzo con le gambe aperte e sudate, senza l'ottuso voyeurismo del ciclopico villaggio globale. Il Sud è un porco a più nomi, è una sola essenza. Il Sud è una gettata di sudori su pelli imprigionate. Qui l'ustione e galvanizzazione. La verginità è portata solo in processione. Il Sud non ha pudore, il Sud ti penetra, il Sud ti accoglie, il Sud non ha negazione. Questo è il mio Sud. Il progetto di ricerca artistica è stato realizzato grazie alla vincita e di conseguenza al sostegno dell'Italian Council avvenuto durante la residenza nel centro culturale Campo degli Antos in Amazzonia, diretto dalla scrittrice Gabriela Braun nel cuore della foresta amazzonica e supportato dalla preziosa curatela e mediazione culturale di Cassia Regina Andrade Pereira, e si concentra sui meccanismi secondo cui luoghi marginali e periferici rispetto ai cosiddetti grandi centri di potere, sia economico, finanziario, sia culturale e artistico, sono stati e sono ancora oggi oggetto di sfruttamento ed estrattivismo massivo rispetto alle risorse ed hanno subito danni irreparabili a livello naturale ed umano. Federica, scusa, per aiutare perché c'è da spostare una macchina, in caso di dire, il computer. Grazie, Federica. La ricerca è partita dalla scoperta del territorio naturale per poi espandersi alla ricerca e alla tessitura dei rapporti con la comunità indigena Borari. L'esplorazione della foresta circostante la residenza si è svolta in modo attento ed analitico. Le lunghissime passeggiate sulle rive del fiume Tapajós, affluente del Rio degli Amazzoni, mi hanno preso e coinvolto nell'osservare e studiare le terre adiacenti, caratterizzate da una straordinaria biodiversità. Il fiume Tapajós, lungo più di 800 chilometri, scende dall'altopiano del Mato Grosso fino a sfociare nel Rio degli Amazzoni, a monte delle città di Santarém. Nelle sue acque vivono numerose specie animali, tra cui il rarissimo delfino rosa, e tale rigogliosità determina la vita della comunità indigena e fluviale che da sempre abitano questi territori, oggi esposte a gravissimi pericoli. Uno dei motti delle lotte indigene recita questa frase: il fiume e la foresta sono la nostra vita, sono parte della nostra famiglia e come tali ci appartengono. Comais, indigeno della comunità Borari, a bordo della barca di proprietà della residenza, ho avuto la possibilità di conoscere uno dei contenitori più importanti della comunità di Campo degli Antos attraverso la lettura in barca di una serie di scritti avvenuti nella comunità stessa. All'interno del Rio Tapajós ho visitato il paesaggio naturale e antropizzato, nonché la morfologia del territorio. Ho visitato l'Ilha do Amor, considerata una delle spiagge fluviali più importanti di tutto il Brasile, una lingua di sabbia fine e dorata, collocata al centro del Rio, che scompare quando le piogge sono abbondanti.
Altra meraviglia è stato il Lago Negro, spiaggia fluviale inserita all'interno della laguna, di lingue di sabbia le cui acque sono piuttosto scure e da qui che prende il suo nome. Qui ho apprezzato lo stato di solitudine in cui eravamo. Ero del tutto solo, ero in paradiso. A pochi minuti, sempre in barca, ho visitato il Canal di Jarry, puntellato da architetture strepitose, palafitte sulle rive del canale, adornate con un'incredibile vegetazione rigogliosa, tra cui le maestose ninfee della varietà Vittoria Serrechina. Anche Ponta de Pedras è stata un'affascinante scoperta e un'interessante frequentazione, perché la sua morfologia pazzesca è divisa in due da una catena di pietre con colori cangianti. A Punta de Cururu sono andato ad ammirare i tramonti mozzafiato, una delle esperienze più magiche che consiglio a tutte. In acqua ho avuto i brividi per la meraviglia e lo spettacolo della rottura, poiché le acque sono molto calde, sì, sono addirittura bollenti. Invece, a Praia di Pinto Valle, ho assistito al fenomeno del turismo locale sulla spiaggia, con venditori ambulanti che cercano di vendere di tutto, dai souvenir ai parei, dalle bottiglie di cachaça, un liquore tipico usato per la preparazione della caipirinha, ai gelati, dal platano fritto alle birre ghiacciatissime. Per me l'Amazzonia, in questo preciso momento storico, rappresenta un vero e proprio soggetto politico per garantire e sostenere e implementare nuovi e imminenti scenari economici, finanziari, culturali e sanitari mondiali all'interno della grande trasformazione in atto che sta ridisegnando la geografia politica ed umana internazionale. Per poter affrontare questo problema occorre chiarire che i popoli indigeni hanno una diversa concezione delle terre, dei territori, della terra come madre terra rispetto a noi occidentali. I popoli indigeni non vedono la terra come una proprietà, essa non può essere posseduta, è come l'aria. Non si può comprendere, né comprare, né vendere, così come il sole e le nuvole. Secondo la cultura indigena, noi, umanità, apparteniamo alla terra, con la T maiuscola, alla madre terra, e non possiamo distruggere questa profonda relazione da cui l'importante definizione, concetto, constatazione della terra come nostra madre. Flora e fauna tutta è considerata dagli indigeni parenti, hanno la nostra stessa gerarchia, appartengono allo stesso ambiente, allo stesso bioma, dello stesso ecosistema in cui noi tutte viviamo. Le minacce al pianeta sono minacce alla vita di tutti gli esseri viventi. I popoli indigeni vivono la perdita dei loro territori come la perdita della loro cultura, del loro sapere ancestrale, perché le loro medicine, la loro identità, le loro leggi, le loro storie, le loro memorie sono intimamente connesse con la superficie terrestre. Durante gli incontri con Marcel Santos, antropologa e specializzata in storia delle danze popolari amazzoni e maestra e ballerina di Carimbó, ho approfondito la danza tipica del Pará, ovvero il Carimbó. Esso è un tipico tamburo conico con una sola superficie percuotibile che è chiamata atabac ed è una danza di derivazione africana eseguita nel nord del Brasile, principalmente nello stato del Pará, dove ho vissuto. Lo strumento è costituito da un tronco cavo con la pelle di tamburo. Il musicista si siede sul tronco e la colpisce
con le mani. Storicamente il carimbò era usato nel batouche, una danza portata dall'Africa dagli schiavi africani. Influenzata anche dalle culture portoghesi e dei nativi americani, la danza del carimbò si sviluppò intorno all'isola di Marejo e Belém, una città situata nella regione del Pará durante l'epoca coloniale. Nel carimbò uomini e donne danzano in cerchio. Spesso la donna vestita da bajana, una donna poi lascia il cerchio, danza verso il centro e in modo scherzoso getta la sua gonna a ruota coloratissima con stampe floreali, tipicamente brasiliana, sopra la testa di un ballerino. Il carimbò si trova tra i contadini e i pescatori dello stato del Pará. Negli anni 60 e 70, con l'influenza degli strumenti elettronici, i ritmi del carimbò hanno contribuito a produrre e a dare origine alla lambada. Ogni giovedì mi sono recato in una piazza per l'evento del villaggio in cui si ballava e cantava il carimbò. Ogni serata era animata da gruppi musicali locali vestiti in modo folcloristico e presentavano le loro selezioni musicali. Nel tempo la danza è cambiata, così come la musica stessa. Lo stile carimbò ha costituito le basi di alcuni nuovi ritmi come il sirimbò, il lari-lari e nuovamente la lambada. Tra le voci più rappresentative del carimbò, che ho avuto il grande piacere di ascoltare e che mi ha fatto compagnia durante tutta la residenza, c'è senza ombra di dubbio Donna Onetti, nome d'arte all'anagrafe Ionete de Silveira Gama, OMC, Cociera do Harari, 18 giugno 1939, una cantante, cantautrice e poetessa brasiliana. Ed ho il piacere di condividere con voi 2 brani che ho attentamente selezionato e che mi hanno particolarmente accompagnato durante i mesi di residenza. Spotify? Federico, ti prego. Bisogna alzare l'audio e io per l'ascolto di questi 2 vi lascio completamente. Se foi, a noite chegou, a lua veio, meu terreiro iluminou, a chuva caiu, mas logo passou, milhões de estrelas lá no céu se concentrou, só pra ver, só pra ver, só pra ver, o meu carimbo a tocar, só pra ver, só pra ver, só pra ver, o carimbo a você dançar, só pra ver, só pra ver, só pra ver, o meu carimbo a tocar, só pra ver, só pra ver, só pra ver, o carimbo a você dançar, meu carimbo arrepiou, meu carimbo arrepiou, no balanço da maraca, no bate-forte do tambor, no chacoalhar do mineiro, meu mãe, mas o que é? Eu sei que vai doer do todo, vai fazendo florear. E o toque do meu carimbo ficou todo arrepiado. E o toque do meu carimbo ficou todo arrepiado. Arrepia, 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 arrepia carimbo. Arrepia, 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 arrepia carimbo. Arrepia, arrepia, arrepia.
onde foi, a noite chegou. A lua veio, meu terreiro iluminou. A chuva caiu, mas logo passou. Milhão de estrelas lá no céu se concentrou. Só pra ver, só pra ver, só pra ver o meu carimbo a tocar. Só pra ver, só pra ver, só pra ver o carimbo a você dançar. Só pra ver, só pra ver, só pra ver o meu carimbo a tocar. Só pra ver, só pra ver, só pra ver o carimbo a você dançar. Meu carimbo arrepiou. Meu carimbo arrepiou. No balanço da maré, no toque forte do tambor, no chacoalhar do milheiro, meu mãe, faz o que ele quer. Eu sei que se vai doendo, todo vai fazendo me gloriar. E o toque do meu carimbo ficou toda arrepiada. E o toque do meu carimbo ficou toda arrepiada. Arrepia, 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 carimbo. Arrepia, 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 carimbo. Arrepia, 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 e assim fica melhor. Approfitta subito della consegna gratis presso un punto di ritiro. Condizioni su Amazon.it. Inizia la tua avventura di ascolto in modalità offline. Con Spotify Premium puoi A essa namoradeira namora um malandro. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na tocada do meu peso, no meio do pitio. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Eu fui cantar carimbo lá no meio do peso. Urubu sobrepulando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbo pra você. No meio do bicho, 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 no meio do bicho. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas que era uma tristeza só. Urubu lhe perguntou o que se passa com o paredão. Saudade da minha mãe, no meio peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas, na reportagem. No meio do bicho, 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 no meio do bicho.
Indubbiamente il pezzo che abbiamo appena ascoltato è, come dire, l'emblema della cultura del carimbò, è una sorta di preghiera e di omaggio ai pescatori, alle donne della comunità, del villaggio, una sorta di rito di accoglienza, un rito di separazione, e porta con sé all'interno di tutta la scrittura appunto del testo i momenti di accoglienza e la separazione attraverso questo pianto che è un pianto di veleni. Insieme a Donna Onetti, Ailton Alves, La Cedra Krenak, Val del Rio Dose, Minas Gerais, 1954, chiamato appunto Ailton Krenak, è stato il vero compagno di viaggio nel senso di vera e propria guida spirituale. Il suo pensiero e il suo carisma hanno pervaso il mio essere e le giornate trascorse in riva al Rio a contemplare la potenza della natura e a meditare sulle questioni coloniali e le relative conseguenze. Ailton Krenak è uno scrittore, giornalista, filosofo e leader mondiale del movimento indigeno brasiliano di etnia Krenak. Ha agito come rappresentante delle popolazioni indigene ai dibattiti sulla Costituzione brasiliana del 1988. Ha cofondato e partecipato a diverse organizzazioni per i diritti degli indigeni, come l'União do Povos Indígeno, Unione dei Popoli Indigeni, Alianza do Povos della Floresta, Alleanza dei Popoli della Foresta. Nel 2016 gli è stato conferito un dottorato honoris causa all'Università Federale di Luiz de Flora, dove insegna cultura, storia e conoscenza tradizionale delle popolazioni indigene. Secondo Krenak, gli esseri umani si sono dissociati dalla terra come madre terra. Silenzio, scusate. È divorata da corporazioni che incarnano un concetto europeo di umanità. Questa umanità è rinchiusa in spazi artificiali ed esclude una varietà di subumanità che tende ad aggrapparsi alla terra. Ha chiesto la condanna internazionale del governo di Bolsonaro per non aver ridotto le attività minerarie nei territori indigeni dell'Amazzonia e in altri luoghi in cui l'ecologia svolge un ruolo regolatore del clima planetario. La ricerca che ho svolto è stata portata avanti attraverso diversi mezzi espressivi ed indagine, tra cui la scrittura, parte fondante del mio lavoro, sia come mezzo espressivo creativo, sia come scrittura critica e fenomenologica dell'apparato di produzione di cultura e di arte contemporanea. Vi leggo uno dei componimenti che ho scritto durante il mio soggiorno nella foresta primaria di Flona, sulle rive del Rio Tapajós, nella regione del Pará, del Brasile. È dura essere distaccati, assenti, soli, è tra le cose che temevo di più da bambino. Qui, sulle rive del Rio Tapajós, solo è la più grande possibilità di ascoltare i tempi della storia e di occupare spazi quasi in via di estinzione. Questo apparente silenzio, ricolmo di sinfonie e di piumaggi tropicali, mi fa solo attraversare le stanze dell'universo. Un passaggio di astri, di punti stellari, di agglomerati glitterati, un rito di passaggio a cui sono stato chiamato. Poi cresci,
poi esci e ti rendi conto che tutto quello che forse hai fatto non serve a nulla. Chiedi ai residui di Palma da Cocco come si scrive la storia, chi ha scritto la storia, chi ha omesso cosa è stato omesso, dove sono le ossa degli antenati. Vedo l'altra sponda del Rio, inghiottita dalle stesse acque. Piango, ma piangi anche tu in videochiamata. Da un'altra geolocalizzazione. Siamo tutti sulla stessa soglia. Fai pure. Sento una delle mie 1000 voci ancestrali percorrere la mia cassa toracica, il cavo orale, per esplodermi nel cervello. Perderemo tutto, come abbiamo perso tutto tanto tempo fa. L'invisibile mostro, che poi tanto invisibile non è, il capitale, fa quello che vuole, alle sue regole. Ora vedo tutto con le diottrie chiare, limpide, pulite. Benedetto cacao amaro nelle sue 3 settimane di morte e rinascita. Mi ha detto tutto. Mappe astrali della rivelazione. Mi dispiace dover ammettere che la solitudine qui ha disvelato dolori che la storia non riesce ancora a sanare. È vero, ma l'occhio bianco, eurocentrico, cosa sta vedendo? Cosa vede? Esiste davvero qualcuno e qualcosa da vedere ancora? Questa acquazzone mi sta seppellendo senza neppure un fiore di curupo su. Sono fermo, torno bambino e scopro su Instagram una storia di me che corro verso il tramonto e i delfini rosa. Ho visto ricomporsi l'albero genealogico sotto i satelliti e radar del potere centrale. Ora, sì, ora, anche io sono quasi marmoreo e vi parlo di una riduzione di pelle ed ossa, di emozioni nitide, di feste e ghirlande sulle spiagge e di una furia scherzosa di risvegliarmi ancora bambino per vedere come va a finire questa fottuta storia. Come vi dicevo, per me la scrittura è una parte fondante della mia ricerca, sia artistica che politica. La scrittura è per me una sorta di fantasma, vive con me. Quando il fantasma vive, decide di attivare le sue funzioni esistenziali, fa cadere degli incantesimi, o forse più precisamente, fa compiere un viaggio in uno spazio-tempo altro. Per me la scrittura è tutto, è poesia, è scrivere racconti e creare dei film e comporre un sound, una scrittura anfibia, cangiante, camaleontica. Mi piace definirla così. È un ponte, un attraversamento continuo, uno scambio di sensazioni, energie e valori che nascono e si rivolgono al pubblico ogni volta attraverso la tessitura di relazioni. Dimensione privata e dimensione pubblica si fondono, così come la sfera collettiva e sociale, nel tentativo di narrare storie laterali, marginali, liminali, microstorie. Queste sono le possibili macroaree dentro cui scrivere la mia scrittura, che parte dall'attivismo politico antagonista. La scrittura per me è una sorta di attraversamento, una trance, e anche una sorta di giro di giostra, una shakerata di pezzi di esistenza. Ecco,
così adesso condivido con voi una serie di ingredienti per capire cosa è per me la scrittura e come lei entra nella mia ricerca artistica e con quali fantasmi vado in viaggio o vado a cena o vado a un festival o più tardi ad un live techno. La scrittura è una possibilità di staccarsi dal contingente e questo staccarsi, quanto più forte e radicale è, diviene un attraversamento viscerale nel contingente stesso, nel mondo stesso. È una sintesi dell'esperienza dell'esistere, del mondo nella sua dimensione ordinaria ed straordinaria. Il mio procedere durante la residenza è avvenuto attraverso la raccolta di note audiovisive e rientra pienamente nella mia cifra estetica, che ormai è una vera e propria metodologia, tanto da volerla definire come poetica del frammento. Il mio documentare è presente al contesto, tanto da definire la mia pratica artistica in situ e context specific, ma allo stesso tempo straniante, anomalo, da poterla definire displacement. I miei attraversamenti avvengono in luoghi a volte inaccessibili per questioni logistiche, giuridiche, politiche. Per la ricerca dei detriti, la mia attenzione è rivolta a provare a costruire, attraverso la mia esperienza, un profondo dialogo con le comunità locali attraverso l'aiuto di filosofi, filosofe, artisti, artiste, ricercatori e ricercatrici, un racconto multiplo sulle diverse urgenze dei territori abitati, coabitati ed esperiti e sul ruolo e sul senso della storia nella costruzione dei processi di emancipazione dalle forme di colonizzazione e subalternità politico-culturale. A fronte di tale ampiezza di tematiche e di interessi che accompagnano la mia ricerca, l'attenzione posta al frammento come parte fondante per la costruzione e riscrittura della storia mi ha permesso una libertà di movimento maggiore, un procedere non lineare, imprevedibile, ellittico, marginale, liminale e non in ultimo queer. Mentre procedevo nella ricerca, l'idea di audio-video si accostava a quella della creazione di un video essè. Una pratica critica e ricerca politica e poetica. Il termine video essè raggruppa con sé diversi modi di trattare le immagini e il suono, volte a costruire un testo audiovisivo che ingloba o sostituisce le forme tradizionali della recensione, dell'analisi e del saggio critico, rivitalizzando il discorso sul cinema e sui metodi di produzione e riproduzione delle immagini, di una distanza da una riflessione critica e produzione di nuovi e possibili immaginari. A tal proposito vorrei ricordare un grande teorico, Richter, che affermava che i film d'essè permettono di creare immagini per nozioni mentali e di trattare concetti. Non si tratta di un cinema puramente documentario, ma di una nuova sua forma di far cinema, sforzandosi di dar corpo al mondo invisibile dell'immaginazione, delle idee e dei pensieri politici. Il procedere attraverso la raccolta di frammenti dentro una prospettiva di film saggio mi dà la grande libertà di immaginare una nuova quantità di strumenti espressivi molto più ampi rispetto a quelli del documentario puro e tradizionale. Mi sono sentito e mi continuo a sentire libero di registrare le dimensioni del quotidiano, non in semplice sequenza lineare, ma raccogliere il materiale seguendo il più delle volte le emozioni del contingente. Questa mia metodologia
mi dà grande autonomia rispetto al tempo e allo spazio, coordinate dentro cui riprodurre le complessità e la riflessività del pensiero, dandomi la libertà di attraversare i confini dei generi, di sperimentare formule linguistiche nuove e di distaccarmi dalla narrazione lineare tradizionale. E quello che state vedendo è un saggio, è un estratto, non è un trailer, non è un estratto del film finale, ma è semplicemente una parte dell'archivio di immagini e di suoni che purtroppo non stiamo ascoltando, del lavoro che ho svolto in Amazzonia. Vi lascio nell'ultima sequenza delle immagini, il loop è un estratto da 12 minuti, ho il piacere di condividerlo con voi in pubblico e lo rivediamo tutto. Grazie per l'attenzione, se avete domande mi piacerebbe con voi conversare. Apriamo le domande. Potrei chiedere qualcosa con questo? Allora, io volevo chiedere qualcosa a voi. Io domani porterò 7 frecce, un libro sui nativi americani, con cui ho imparato le ruote di medicina. Lui ha parlato di nativi, di cura dei nativi. Io sono in contatto con 7 frecce, un meticcio Cheyenne tedesco che vive in Europa e ho fatto un seminario sulle ruote di medicina a Sassari. Io a casa ho una ruota di medicina, posso portare domani il libro? Cioè, posso portare una foto della mia ruota di medicina a Barrari? Allora domani io porterò il libro e farò, se c'è la possibilità, farò una ruota di medicina e spiegherò la ruota di medicina qua. Questo è per quello che volevo chiedere e vi ringrazio molto di avermi dato questa opportunità, perché oggi ho fatto il coro sui nostri canti, no? Ho fatto con Angelo e altri compagni e compagni, abbiamo fatto il coro su moderare Barone Saviranina, Nanettu e poi Orgosolo por terra del bambino. Allora io voglio dirvi una cosa su Orgosolo, no? Orgosolo è il primo paese nel mondo, non dico in Sardegna, ma nel mondo che ha fermato l'esercito con tutta la popolazione seduta per terra. Orgosolo è un mito nel mondo, è in Sardegna. La Sardegna è stato un popolo resistente da sempre, insieme ai corsi, ai catalani, ai bretoni, a tutti i popoli d'Europa. Io Scusa, però, qui stiamo facendo altro. Io ti ringrazio. Ho spiegato quello che volevo dire e sono contento. Grazie di averlo fatto. Okay. Grazie a voi, a tutti voi. Siete il popolo della Sardegna con me. Grazie. Ci sono domande, curiosità? Mi piacerebbe tantissimo aprire una piccola parentesi di domande, di curiosità. Non siamo in un'università, non siamo in una palestra teorica, siamo cittadine e cittadini. Prego signora. Buonasera. Volevo chiederle se l'ha delusa a trovare la maglietta di Snoopy indigena e per telefono in tasca. Ma è un po' come chiederle, lei si sente, lei vive oggi o vive come la sua risaura? No, è interessante, veramente è interessante, signora è buonissima. Noi siamo bianchi, stiamo guardando loro con questi occhi, è diabolico, lo so, è veramente, è cattivissimo. Noi siamo figli del tardo turbo capitalismo, cioè noi siamo morti, loro devono anche morire anche loro. Cioè il capitale è, no, ma lei vive veramente, signora, qui stiamo parlando di filo, cioè stiamo andando fuori dalla razionalità, perché se no non le veniamo fuori.
Quindi lei vuole che loro non hanno i telefonini? No, non abbiamo detto questo, non ha capito. Io non ho trovato, io li ho trovati affascinanti, perché io ero con i cellulari. Cioè io senza quelli non sarei mai potuto arrivare nel villaggetto del Padre Eterno abbandonato di Cristo. No, sicuro. Meraviglia, cioè, perché questa è la nuova antropologia, cioè mi sto occupando di cercare di rintracciare i nuovi segni della comunità, perché noi siamo ancora bombardati, abbiamo nella nostra testa ancora le immagini degli indigeni con le piume che ballano in cerchio, come se io facessi la rappresentazione della Sardegna ancora con le maschere e questo è un problema proprio di immagine e immaginario che noi abbiamo. Cioè io quando ho visto la signora con la t-shirt con lo Snoopy, lei, la signora, è una delle donne indigene più importanti della comunità delle donne della comunità Borari, la quale mi ha accolto nella sua casa, nella sua dimora, mostrandomi quell'ascia con la quale taglia le piccole piante di cocco che crescono ogni 48 ore di fronte alla sua porta. Perché per lei quello spazio è uno spazio sacro in cui lei trascorre la sua giornata. Io le ho chiesto, ma perché le taglia? Perché io qua faccio le mie cose e deve essere uno spazio pulito. Cioè se quelle palme crescessero noi avremmo oggi 10 milioni di palme in più. Però gli effetti dell'antropizzazione, di tutto un corredo, un patrimonio di tradizioni, prevede che di fronte, fuori dalla sua dimora, vengano tagliate. Sono delle complessità che a noi bianchi, a me bianco, europeo, però vedere quelle t-shirt di Snoopy, quello è l'indice che il capitalismo ha realmente pervaso tutto il globo, ma fottutamente tutto. Cioè in Alaska, in Amazzonia ci sono il 5G, tranquillamente. Mandavo video di pesi notevoli dall'Amazzonia in Italia, in meno di 44 secondi scaricati, con il 5G. Cioè, lo scenario è veramente preoccupante, ma non preoccupante perché ero in Amazzonia, ma è preoccupante per l'intero globo. Cioè, questo è un lavoro che si iscrive dentro a tutta un'altra serie di riflessioni che stiamo noi altri che ci mettiamo un po' fuori contro l'emancipazione, che qualcun altro ce la chiama emancipazione, dobbiamo fare i nuovi investimenti, ma rispetto a cosa? Quello che io chiamo turbocapitalismo. Secondo lei come si può risolvere il problema dell'Amazzonia? Anche come investimenti? No, dal suo punto di vista, dal suo pensiero, no? Sicuramente l'idea è appena una domanda aperta, cioè come si risolvono questi problemi, un po' come risolviamo il problema dell'ILVA, per esempio, no? Lo porto in scala in Italia, come risolviamo il problema delle miniere, come risolviamo il problema degli insediamenti militari, tutto quello è tossicità per la madre terra, con la terra scritta con la T maiuscola. Quando lo facciamo, se riusciamo a prendere delle distanze in modo consapevole da tutto questo sfruttamento del capitale o del capitalismo, meglio. Come? Creando delle comunità che si oppongono a questo, quindi le comunità, la nuova idea di agricoltura, nuove forme di ruralità, che per lei magari è un po' particolare perché lei ha vissuto invece l'introduzione dell'arato, del modo zappa, del trattore, per aiutare la terra, per avere più prodotti da vendere al mercato, quindi per avere più disponibilità economiche nella vendita. Oggi invece ci stiamo occupando di avere dei processi di detonazione
di questa produzione massiva anche dei prodotti agricoli, che è il primo step da cui ripensare e potenzialmente ripartire. Per esempio, cioè io sono di quelli che faccio parte del mercato ecosolidale, scambio, zero, chilometro zero, nel piccolo, e come me altri piccoli creiamo questo piccolo che diventa un piccolo grande nel mondo, e ci connettiamo e creiamo delle piccole sacche di resistenza. Le continuiamo a chiamare piccole perché il capitale è veramente un mostro, ha più teste, quindi questo è un po' un pensiero condivisibile, quello che si chiamano oggi le nuove comunità consapevoli. Interessante, lo pratico da più di 20 anni questo. Ho anche delle amiche, delle compagne, sorelle di viaggio che lottiamo, ma anche da un punto di vista di produzione di quello che facciamo, staccati da tutta quella roba massiccia di iperproduzione culturale, di schierati, andare dentro a determinati circuiti, prendere delle distanze più naturali, perché chiamiamo più naturali, più genuine, non so, magari che suona meglio, delle cose più umane, più che meccaniche, sclerotizzate. Questo festival è una di queste possibilità, proprio assicuro, è una delle possibilità per il mangiare insieme con i prodotti che arrivano, sono tutte formule di pensiero, della possibilità di creare una comunità consapevole contro, per esempio, il turismo tremendo che avete a pochi chilometri di qua. Per esempio, forme di ripensare la cultura, ripensare i rapporti umani, i rapporti proprio genuini. Se vado in Costa Smeralda, cosa vedo? Vedo la distruzione, vedo quella roba che chiamiamo capitalismo, corrosione, sfruttamento del territorio, della natura, aggressività rispetto al paesaggio, dallo snorkeling alle fotografie bulimiche, e tutto quello è quella cosa che chiamavamo prima distruzione, devastazione. Invece forme di lentezza, di creare nuove comunità come queste sono delle possibilità di riscatto, delle nuove possibilità di pensiero, di pensare come arginare questo fenomeno di devastazione, di deforestazione, di cambi climatici. Non lo so, immagino questo e lo pratico, l'ho immaginato quando ero molto più piccolo, oggi alla vigilia dei 41 anni lo pratico fottutamente, domani mattina è già troppo tardi. Ma è difficile se non ci mettiamo in quelle condizioni, dobbiamo proprio ripensare totale, un po' come dire, va ripensata la situazione. Non uso i fitofarmaci in agricoltura, non li voglio vedere. Non mangio i prodotti del mercato, quelli con le palline bianche sopra, perché quello è il fitofarmaco sul pomodoro. Io non lo mangio, veramente no. Non voglio parlare di agricoltura perché non ho le tecnicità, però se mi chiedete come produci un'opera d'arte ti dico che non vado a lavorare con i gallerini, perché magari mi attaccate la pezza sull'agricoltura senza fitofarmaco. Piccolissima considerazione, perché ho visto sul web questa manifestazione, sono venuto. Implicitamente molto bello, perché sto riscoprendo una Sardegna che si stava perdendo, perché in effetti io sono di un'altra generazione, tanto tempo fa queste cose le tentavamo di fare, di proporre. Bastiano, che ha parlato prima, è una di quelle persone che tanto tempo fa, 50 anni fa, ha provato a fare dei cambiamenti. Non ci siamo riusciti, e adesso forse la via diversa è questa, di cambiare il popolo sardo, di portarlo nuovamente in una via corretta, che non è quella appunto del turismo
distruttivo, dei voleri speculativi che ci stanno uccidendo, perché ci stanno uccidendo, ci impediscono di poterci spostare dove vogliamo e come vogliamo, comprese anche le navi che fanno schifo. E riportarci a questo Brasile che appunto giustamente ancestrale, no, perché è un Brasile che poi giustamente hanno anche il 5G, che noi in Sardegna molto spesso non c'è solo il 5G, c'è proprio semplicemente il telefonino funzionante alla periferia di San Vito. Non esiste il segnale telefonico. Io l'anno scorso ho viaggiato per 2 mesi da solo con mio camper e un cane tutta l'Europa, in Portogallo, in zone deserte, assolutamente lontanissime da qualunque paese, cioè sempre potevo comunicare con i miei figli e loro mi geolocalizzavano da qualunque parte, cosa che in Sardegna non è possibile. Allora noi ci vantiamo, come ho sentito da poco con le terminali, nel dibattito 20 giorni fa, si diceva noi siamo modernissimi in Sardegna. Siamo i primi che abbiamo fatto un'email tanto tempo fa, abbiamo avuto disca, video online. Sì, e dove siamo andati a finire? Dove siamo andati a finire? Che siamo passati qui, prima abbiamo incrociato il treno, stavamo andando a 40 km all'ora, quello che porta probabilmente a Isi, credo, ma sì, si erano saltati, 40 km all'ora. Ecco, questa è la realtà tragica della Sardegna. È tragica perché io sarei incazzato nero, ma scusate, non lo dico. Scusate, non vorrei, grazie per questo dibattito così intenso, però mi corre l'obbligo di dire che alla Chiesetta stanno cominciando i concerti, cominciano esattamente alle 20, quindi nel ringraziarvi per aver partecipato così numerosi e così coinvolti, vi sollecito appunto per chi volesse vedere come continua il festival a muoversi verso la Chiesetta di San Vito. Grazie Sergio Laccanati che questo nasconde. Grazie a tutti voi, ci vediamo domani, domani ci sarà Giuseppe Tipardi e i concerti a San Vito.